Bene, cambiamo pagina, come detto ad inizio puntata, un patto speciale con le 3 sigle sindacali da parte di Confindustria Veneto Est. È un patto per la crescita quello firmato da Confindustria Veneto Est con i vertici delle sigle territoriali di CGIL, CISL e UIL. È un patto che guarda al futuro in modo corale per fronteggiare le conseguenze dei cigni neri che hanno distinto i giorni nostri. Tra questi pandemia, shock energetico, guerra e inflazione, accadimenti che hanno messo a dura prova la tenuta sociale ed economica dell'area metropolitana di Venezia, Padova, Rovigo e Treviso. Per questo serve pensare ad un nuovo modo di fare impresa. Un accordo che avviene con tutte e 3 le sigle sindacali, un accordo che, torno a dire, è un accordo partecipativo con grande condivisione di quelli che sono i problemi del momento e con grande condivisione e coraggio nel mettere da parte le singole individualità e mettere al centro la persona e la comunità stessa. Alle porte una nuova rivoluzione industriale da affrontare con lo sforzo comune di imprese e lavoratori per tutelare competitività e occupazione, sostenere produttività e salari, investire su formazioni e nuove competenze, sicurezza e welfare. Sicuramente ci sono delle novità, mi verrebbe da dire quasi senza precedenti, come la previsione e la possibilità che i lavoratori partecipino alla strategia, alla crescita della produttività delle aziende. Si pone il tema della regolarità nel rinnovo dei contratti, si pone il tema della crescita dei salari attraverso per esempio una contrattazione di secondo livello che non è così diffusa. Quello che noi chiederemo a Confindustria è di farsi parte attiva con le associate ma anche con chi non è associato, di promuovere i contenuti dell'accordo, soprattutto di sviluppare i tavoli territoriali che sono il tratto d'unione tra il centro dell'area metropolitana e le periferie dell'industria che sono diverse tra di loro, quindi sono 4 territori con grandi tipologie di diversità e con i distretti e credo che questo sia l'elemento centrale dell'accordo, dare gambe a questo accordo in un'ottica di sviluppo sostenibile e di coesione sociale.